Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 11 del campionato di eccellenza. Vede scendere in campo Bagheria e Folgore Calcio Castelvetrano. Una partita che mette in palio 3 punti fondamentali per entrambe le squadre, seppur gli obiettivi al momento, seguendo la classifica, siano quasi gli opposti. Da un lato gli ospiti alla ricerca di punti per cercare di agguantare una salvezza molto molto complicata, ma il campionato è tanto lungo, ripetiamo, siamo soltanto all'11ª giornata. Dall'altro invece il Bagheria, che è partito molto bene nel campionato, ha steccato qualche volta, ma poi ha fatto delle grandi vittorie, una su tutte l'ultima contro il Camarat, vincendo con il risultato di 0-3, rifacendosi dopo invece la sconfitta contro lo Sciacca, che ha lasciato un po' di malumore. Lo stesso mister Tomasello ne aveva parlato, infatti, proprio ai microfoni di Sportisili, evidenziando come fosse stata una gara ampiamente abbordabile per la sua squadra. Vantaggio iniziale 1-0, più volte il flirt con il secondo gol, e poi però lo Sciacca è ritornato in partita, prima pareggiato il gol con Desiderio Garufo, poi ha preso il largo, addirittura 4 gol, e di conseguenza 4-1 finale e vittoria per lo Sciacca. Ma adesso bisogna pensare soltanto a questa partita, bisogna soltanto pensare alla Folgore Calcio Castelvetrano. Adesso cerchiamo di capire anche quali saranno le formazioni titolari tra delle due formazioni. Sicuramente c'è qualche novità in casa Bagheria, ma adesso ve la presenteremo. Intanto vi mostriamo invece il nostro tabellino, poi ricordiamo come sempre che il tempo inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo tocco da parte del giocatore. In questo caso il primo tocco sarà di Filippo Salvo, vice capitano della formazione ospite. Completo bianco, tutto bianco tra l'altro per la Folgore Calcio Castelvetrano, invece blu e nero classico per il Bagheria, con Filippo Salvo che inizierà questo match sul fischio del signor Butera di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel frattempo c'è tanta attenzione anche ad un altro match, quello tra Accademia Trapani e Montelepre. Al momento, dopo 30 minuti di gioco e di 2-0 con Egir e Jarjou, 2 gran bei gol per la formazione di casa, che al momento sta vincendo contro il Montelepre di mister Corrado Mutola. Nel frattempo è iniziata anche la partita tra Bagheria e Folgore Calcio Castelvetrano, con gli ospiti subito in attacco, perché l'obiettivo deve essere chiaro: fare i punti, e bisogna iniziare già da questo pomeriggio. Catania va a lungo, poi cerca Salvo l'appoggio, ma viene tamponato da Capitanne Florio, che oggi farà difesa con Gallina e non con Spampinato, che invece solitamente è il suo compagno di reparto. Oggi questa scelta, nel frattempo, è rimasto giù lo stesso Florio dopo nemmeno 50 secondi. Vediamo se è tutto ok per lui. Si rialza Bagheria, che conferma comunque il solito schieramento, quindi con Costa e Lopresti come terzini, Florio e Gallina come centrali, in porta Cannizzaro, a centrocampo Petrullo gioca come play in cabina di regia, vicino a lui come sempre Ballariano e Scalisi, Caracappa, Girgenti e Gio, invece i 3 uomini più offensivi. Ma occhio anche a colui che sarà il centravanti puro. Al momento è Caracappa, ma vedremo se effettivamente si scambierà la posizione con Girgenti. Potrebbe essere una soluzione. Intanto Dos Santos attacca la porta, fa vedere tutta la sua tecnica, poi conclusione da fuori dalle parti di Cannizzaro, tentato da Giovanni Lupo, il capitano della Folgore, classe 2004, molto giovane, fascia da capitano. Al momento vediamo una Folgore abbastanza offensiva, con anche gli esterni, con Mele che lo vedete gioca molto alto, Ballariano di prima, non è pulitissimo, Florio lascia scorrere un attimo, poi Petrullo mette una pezza, incaricando il pallone il compagno, ossia Cannizzaro. Timida pressione da parte di Salvo. Florio, Costa può avanzare, viene subito pressato da Dos Santos, ma si libera del pallone. Petrullo, primo lancio della sua partita, a cercare Raffaele Gio, che salta qui Macaluso. Gio dentro l'area di rigore,
ma si porta il pallone fuori. Ci ha provato con questo tentativo che però finisce di rimessa dal fondo, con Paolo Catania che andrà a battere questa rimessa dal fondo. Vicino a lui c'è Lania, però preferisce appoggiarsi da secondo Monzon. In competizione difensiva Giglio, ed è fallo in attacco. Lo scontro tra, se non sbaglio, Girgenti e Monzon dovrebbe essere. Nel frattempo Jeannet aiuta l'avversario a rialzarsi e fallo in attacco. Dunque calcio di punizione per la Folgore, che qui si stava veramente complicando tanto la vita con un'uscita dal basso, forse un po' eccessiva. Nel frattempo, chiedo scusa, non è secondo Monzon, ma è Omar Gueye con la maglia numero 4. Piccolo errore. Nel frattempo viene fatta misura di avanzare e va lungo, infatti sulla seconda palla cerca lo stacco Salvo, ma non ne riesce a prenderla. Si ritorna dunque dalle parti di Canizzaro. Canizzaro, Florio, sbaglia il tocco, poi però favorisce comunque Caracappa di petto. Ottimo Scalisi, poi Ballariano mette giù questa palla, non era facile, poi va giù Salvo, e forse ci poteva anche stare il calcio di punizione, ma si continua a regolare il vantaggio. Dos Santos rientra sul mancino, vediamo se calcia, cerca invece una palla al secondo palo, era giusta, era una gran bella palla quella di Dos Santos. Mele l'aveva anche capita, c'era andato, ma forse con un pizzico di ritardo, perché era veramente una gran bella palla quella di Dos Santos. Nel frattempo rimessa laterale con la buona chiusura di Monzon, che concede il possesso ai bagheresi, che dobbiamo anche essere sinceri, al momento più Folgore che Bagheria in questo inizio di partita. L'atteggiamento sicuramente è quello corretto, vedremo se durerà per tutto il match. Colpo di testa intanto Dylan, poi Dos Santos che sembra quello più in forma al momento. Il passaggio è per Salvo, che però viene anticipato nettamente. Scalisi, bella giocata in mezzo a due, ne salta uno, ne salta un altro, adesso serve il compagno che cerca in mezzo dall'altra parte Giglio, forse poteva anche calciare da quella parte. Dos Santos ancora, Catania allontana senza troppi problemi, poi Gallina forse è salito un po' con il braccio, però tutto regolare per il direttore di calcio Butera, ricordiamo. Petrullo chiama nel frattempo mister Dino Marino, chiama Mele, sicuramente per qualche movimento. Intanto bello qui il break da parte di Jeannet, che fa partire il contropiede, palla dall'altro lato, cross al centro e la sblocca la Folgore con il colpo di testa di Salvo, ma è tutto fermo, posizione di fuorigioco, e qui ha veramente rischiato tanto il Bagheria. Si lamenta tanto mister Marino, i dubbi ci sono. Voi che siete a casa chiaramente potete tornare indietro, doppio tap per riguardare le immagini. Da qui non era molto chiaro, dobbiamo essere sinceri, per poter giudicare. Giudicate voi a casa. E dunque un rischio gigantesco per il Bagheria, che l'avevamo detto non ha iniziato meglio la partita, ma anzi c'è una grande Folgore che deve giocare con questo atteggiamento, ma per tutto il campionato però. Poi ottimo il lavoro qui da parte di Lania, poi Diallo, le finte, bella la giocata in mezzo a due da parte del classe 2006, riesce comunque a fare passare il pallone, ma non ne favorendo il compagno Filippo Salvo, che aveva trovato questo gol, è meritato perché stava giocando effettivamente meglio la Folgore, l'avevamo detto. Ballariano allarga il gioco dalle parti del compagno, mette giù Girgenti, deve accendersi il numero 10, cerca un pallone in mezzo ma viene fermato. Ballariano torna dietro, adesso c'è Costa che alza lo sguardo e torna saggiamente dietro da Florio, il capitano. Gallina per Petrullo, palla al centro, cerca di lottare col fisico qui Scalisi, ma palla è direttamente da Catania, di conseguenza possesso Folgore.
Nel tempo continua a lamentarsi Mister Marino per il gol annullato che avrebbe portato i suoi in vantaggio. Lopresti va dietro per Gallina, pressione di Mele molto molto alta. E poi rilancio di Cannizzaro, Lopresti cerca un aggancio, viene fermato da Mele in maniera irregolare con Mister Marino che ancora una volta non è molto d'accordo. Rischia un po' il Mister qui. Caracappa, oggi si sente tanto l'assenza di Ordonez, il bomber delle Bagheria. Fermo per squalifica, ricordiamo. Somma di ammonizioni, il giallo contro il Camarat sotto provvidenziale. Ballariano, Diallo, scontro del fallo dell'8. In questo bello scontro tra 2 e 2006. Sicuramente tra i migliori in categoria. Va a chiedere comunque subito scusa. Bel gesto da parte di Diallo che aiuta anche il suo avversario a rialzarsi. Tutto ok fortunatamente per Ballariano quando siamo al minuto 9 di gioco, ma è una partita veramente molto molto divertente. Più Folgore che Bagheria. Scambio tra Petrullo e Gallina. Florio avanza, non imposta per invece appoggiarsi da Costa. Palla su Ballariano, aggancio non perfetto ma riesce comunque a seguire il compagno. Girgenti fa vedere tutta la sua tecnica in mezzo a due. Girgenti deve puntare la difesa, poi Giannello ferma, cross al centro, blocca Catania. Fa un po' fatica il Bagheria, ma adesso sta un po' crescendo negli ultimi istanti dopo aver subito quel gol annullato per fuorigioco. Catania va lunghissimo, Florio brutto la suo diciamo tempismo, non è stato perfetto, ha fatto rimbalzare un pallone che forse non avrebbe dovuto, riesce comunque ad avere la meglio. Poi Florio dalle parti di Gallina si allunga Lopresti, preferisce ritornare dal capitano, c'è largo Costa prestato da Dos Santos, adesso viene liberato Caracappa che sta giocando da falso 9 praticamente, lo dicevamo, era un po' insolito infatti la sua posizione da punta, effettivamente si abbassa molto. Gallina avanza, si ferma, il classe 2005 torna a dito da Petrullo, sa che è una buona scelta, adesso Capitan Florio, c'è largo Costa, preferisce però lanciare Girgenti che è ben messo, ma posizione di fuorigioco, l'aveva agganciata molto bene qui Kevin Girgenti, ma l'assistente alza la bandierina e decide di fermare tutto. E un po' questi fuorigioco stanno fermando diverse occasioni da gol, uno su tutti il gol appunto della Folgore, dicevamo. Pressione alta, Catania con il piattone sulla seconda palla, Petrullo alla meglio, lascia lì a Ballariano, sterzata su Diallo, bella giocata, Ballariano si ripropone, Petrullo fa la scivolata, brutto, e credo che il giallo sia correttissimo ed effettivamente è così, giallo per Omar Gueye. Mister Marino si lamenta tanto, dice il primo fallo, però effettivamente è stato un fallo molto duro, fallo abbastanza duro, quindi credo sia corretta la decisione da parte del signor Butera. Era al limite all'area di rigore anche con un intervento molto duro e scivolata, quindi credo che in questo caso le proteste di Mister Marino siano un po' effimere, almeno stando a quello che effettivamente abbiamo visto. Nel frattempo calcio di punizione. Nel frattempo sempre Mister Marino si lamenta un po' con Lania perché diceva perché sei uscito, bisogna da lì temporeggiare, ed effettivamente siamo anche d'accordo con la valutazione di Mister Marino perché da lì devi cercare di portare l'avversario quanto più possibile verso l'esterno piuttosto che invece affondare il tackle, perché lì quando ti saltano sono veramente guai. Nel frattempo sarà quindi calcio di punizione. Vediamo chi batte, va Petrullo e poi la parata perfetta di Catania, ci ha provato a calciare sul palo del portiere, non è facilissimo, è stato molto molto bravo il portiere qui a negare. Buon lavoro qui, spalle alla porta e poi rilancio lungo.
a centrocampo, rilancio dalle parti di Gio che mette giù questa palla. Poi rilancio dall'altra parte, forse non ci arriva, invece sì, però è posizione di fuorigioco. Ed è quindi rimessa, anzi calcio in punizione per fuorigioco. Palla lunga di testa, allontana la sfera, palla che rimbalza, Gallina riesce a lavorare bene e poi Lamia in avanti, c'è lo scatto di Dos Santos, Florio comunque mette giù. Poi palla in rimessa, col tacco Gio la salva, favorisce un compagno, poi la pressione è alta ma Lamia allontana. Poi palla subito sulla profondità e Florio in anticipo. Petrullo, rilancio su Scalisi, però palla non è perfetta in questo caso. Gallina al centro da Ballariano, rilancio lungo, frattempo sentite anche la voce di Mister Tomasello che chiama tanto Gio dicendo di avvicinarsi. Nel frattempo calcio di punizione, tutto rapidamente con Girgenti che punta sempre alla porta, dribbling ma non abbocca Monzon che fa un gran bel lavoro qui in fase difensiva, non si fa saltare, lo ferma nettamente. Dos Santos vuole girarsi con qualità, chiuso però da Costa e poi la sponda di Lupo direttamente in out con Costa che scorta questo pallone fuori. Lancio sulla testa, bello quell'aggancio di Lopresti che ci regala un aggancio da cartolina, poi chiude invece Lamia. E dunque sarà rimessa laterale con il Bagheria che continua a essere in attacco. Poi guadagna la rimessa qui Caracappa con il petto, invece Gio lotta, Lopresti viene chiuso da due uomini in maglia bianca, non lo vogliono fare girare, la palla va fuori direttamente sull'esterno con Gallina, adesso Florio, c'è Costa vicino a lui e infatti viene servito il 3 che col destro trova Petrullo, palla alta perfetta sullo scatto nella profondità, palla dentro, Catania blocca, forse serviva un po' più di precisione in questo caso perché la palla di Petrullo era veramente ottima con i giri giusti. Lamia, anzi Mele, chiedo scusa, Mele con il mancino trova e cerca anzi ma non trova il compagno, Lopresti, Florio e adesso Petrullo che alza ancora la testa, ennesimo lancio perfetto come sempre, c'è Gio che aggancia, vediamo se punta l'uomo e Mancino lo vuole, Gio e prende in testa l'avversario, poi Ballariano e poi super l'intervento da parte di Diallo, però effettivamente qui mister Marino ha ragione, poteva fare continuare, però c'è stato, anzi no, in realtà sul tiro precedente ha preso un colpo al volto, quindi effettivamente allora da lì è corretto fermare il gioco, non ci eravamo accorti di questo. Che ha parato praticamente la conclusione di Gio Mancina, forte, centrale, sostituendosi praticamente a Catania, ma c'era anche una possibile ripartenza con Diallo che stava partendo a 1000.
ma il signor Butera ha preferito fermare il gioco, giustamente, perché quando c'è un colpo alla testa, al volto, insomma, è sempre corretto fermare il gioco, bisogna sempre fare così. Giro palla difensivo. Costa, Petrullo, e poi lascia lì la sfera con Dos Santos, è pronto a pressare a 1000 come sempre. Florio col mancino allontana tra Petrullo, per adesso un posizionamento a centrocampo non perfetto da parte della Folgore. Nel frattempo si chiede un tocco con il braccio. Gallina dopo il tocco di Scalisi, poi Ballariano, Petrullo, adesso Gallina. Rilancio lungo per Gio sulla velocità, vuole mettere giù questa palla, ma qui molto bravo invece Macaluso. Il calcio d'angolo invece. Con Lupo che mima il direttore di gara un tocco con il polpaccio da parte di Gio, non è così per il direttore di gara. E Girgenti a battere il corner, alza due braccia, forse a chiamare uno schema. Palla corta dalle parti di Caracappa. Oggi Mister Marino si sta veramente sgolando, perché sta urlando praticamente da tutta la partita, sia con i suoi ragazzi ma anche con l'arbitraggio, secondo lui non è positivo. Lo presti e poi va giù. Quindi calcio di punizione con Lania, ma Diallo preferisce velocizzare e riparte da Catania. Gueye, rilancio al centro, Lanne, bella qui la giocata del set che in mezzo a due se ne va perfettamente, viene tenuto e calcio di punizione. Lanne va giù, salvo, ma non c'è nulla per il direttore di gara. E poi Florio, rilancio lunghissimo per Gio che la controlla, si fa vedere Gio, è da solo, sterzata ancora Gio, finta e controfinta, vuole il suo mancino, poi esce fuori, però forse c'è una posizione di fuorigioco? No, ma c'è calcio di punizione. Ed è fallo, dunque un'altra possibilità di calciare in porta. L'ha fatto precedentemente Petrullo calciando bene, ma addosso a Catania. Adesso invece vedremo se arriverà. Tipo chi va, perché io credo che il mancino di Gio credo valga anche la pena vedere il mancino di Gio, perché da lì, anche se in realtà i passi li ha contati Girgenti, però insomma tra Girgenti e Gio, destro e sinistro, Bagheria è anche tranquillo. E va Girgenti con il destro, la palla scende ma non troppo e si spegne fuori. Una gran bella occasione per il Bagheria che continua a farsi vedere, ma sempre solo da calcio piazzato. Mancano un po' le azioni, manca soprattutto l'uomo gol che è Ordonez. Ha fatto tanti gol quest'anno, una grande stagione per lui. Quando manca lui manca anche quel riferimento in avanti. Girgenti e Gio stanno giocando bene, ma sono due giocatori comunque poco fisici, molto tecnici e che si allargano tanto, e quindi forse
non danno quel riferimento centrale che invece Ordonez riesce a dare, chiaramente essendo il suo ruolo naturale. Lo presti Gallina, Florio, gancio non tra i più felici, e poi si appoggia al compagno. Ecco Cannizzaro, gioca un po' con il tempo quando siamo arrivati al minuto 23 di gioco. Cannizzaro va lunghissimo per il compagno, poi alla Nia allontana come può, Ballariano col mancino, tacco di Lopresti, Mele in anticipo, bella giocata qui, Mele si vuole autolanciare, ci riesce, poi traversone con il sinistro, Cannizzaro esce, svicola un po' e poi non ci arriva, invece Salvo che commette anche fallo. Qui Mele sta giocando comunque bene, ha fatto vedere un grande strappo sulla fascia mancina, ma nessuno dei compagni lo ha seguito e questo è un po' un problema però. Petrullo, si è rialzato Ballariano che nel frattempo si stava allacciando gli scarpini. Florio, Costa, Florio cambia campo direttamente dalle zone di Gallina che può e deve avanzare, si prende il campo ma sbaglia perché vuole velocizzare un po' troppo, credo che invece da lì dovesse salire un po', tutta rapidissima col pallone che è finito addirittura in tribuna, adesso viene anche restituito. Scalisi, Caracappa, nel frattempo Caracappa si è allargato un po' giocando sull'out di sinistra, mentre invece si è chiuso al centro. Nel tempo Salvo stacca di testa con Cannizzaro, la palla è in rimessa laterale per la Folgore. Dicevamo come Girgenti abbia cambiato posizione perché adesso sta giocando praticamente da centravanti, ma è più un falso 9. Diallo, e poi c'è fallo, intervento irregolare, calcio di punizione per la Folgore con Diallo che si va a prendere questo pallone, forse potrebbe essere lui. Pallone che viene sistemato nella mattonella con Dos Santos che sta guardando porta e compagni, però vediamo se calcerà da lì. Io provo ad immaginare una bella conclusione con il mancino, Dos Santos la potrebbe anche trovare, vediamo, con Cannizzaro che sistema la barriera, va Dos Santos, vola Cannizzaro, poi il colpo di testa tutto regolare e il gol di Salvo che sblocca il risultato e poi con una capriola alla Oba Martins festeggia con i compagni. 0-1, gol meritato della Folgore, ma la punizione di Dos Santos è bellissima, ma è altrettanto bella la parata di Cannizzaro. Di vantaggio della Folgore con il colpo di testa in tuffo da parte dell'attaccante e dunque adesso bisognerà però rimboccarsi le maniche perché c'è tutta una partita, ancora 60 minuti, più di 60 minuti, ma il Bagheria non stava giocando benissimo, è stato pericoloso in più di un'occasione su calcio piazzato, ma non tanto nelle occasioni palla al piede. Adesso invece bisogna trovare quelle azioni lì, quelle azioni che caratterizzano il Bagheria, perché il Bagheria è una squadra che il gol lo trova, ne subisce anche tanti, ma ne fa anche parecchi. Infatti si tratta del terzo miglior attacco con 14 gol, però la difesa ha visto prendere 18 reti, quindi il quarta peggiore di questo campionato. Peggio invece le statistiche della Folgore. Adesso vi diciamo: peggiore attacco e peggiore difesa con 5 gol fatti e 21 subiti, insomma non dati saltanti. Petrullo, palla in verticale, allontana Gueye senza badare allo stile. Florio mette giù la palla inseguito da Filippo Salvo, poi Cannizzaro di prima, Gallina adesso ci crede a forza, entusiasmo la squadra di Dino Marino che
ci crede più che mai, palla sulla verticale, G e poi Gueye, perfetto in fase difensiva. Adesso allontana anche lui, lontano, senza badare allo stile. Quando è così bisogna fare esattamente questa giocata. Ballariano, Gallina. Serve il compagno Florio vicino a lui, c'è largo Costa ma preferisce andare da Caracappa che mette giù la palla ma è in posizione di fuorigioco. Dei dubbi forse su questa, sembra essere partito nettamente prima. Non è per il direttore di gara. E va lungo adesso Catania. Palla lunga di Gallina, ottima a cercare Gio che deve puntare la porta prima sul suo mancino, ma chiuso perfettamente dall'ottima diagonale di Mele che si fa vedere anche in fase difensiva. Adesso il controllo di Petrullo, Ballariano la difende, il dribbling, scivolata di Mele molto dura, ma sul pallone poi il rilancio verso ancora Salvo che può puntare la difesa, è in posizione di fuorigioco ancora. Gallina, palla sempre sulla profondità, cercare Gio, ormai la giocata classica delle Bagheria. Girgenti, Ballariano, bella finta, deve calciare, Ballariano prende Gueye, palla che si impenna direttamente dalle braccia di Catania, ma adesso il Bagheria deve tentare queste occasioni perché calciare da fuori può essere una soluzione importante. Il lancio lunghissimo di Catania, Florio la respinge come può. Caracappa, Petrullo. Poi Caracappa. Si complica tanto la vita, deve tornare anche dietro. Costa. Ballariano. Gallina. Si alza tanto, invece lo presti. Non lo vedete in questo momento, ma è a fare praticamente l'esterno d'attacco. Florio. Sventagliata lunghissima ed è ancora fuori gioco Caracappa. E ancora una volta io qualche dubbio ce l'ho però. Lotta Giannè a centrocampo. Esce fuori malamente perché viene rubato il pallone. E dunque Petrullo che cerca la porta con forza. 2 volte Petrullo. Va giù anche per la stanchezza. Va Catania a lungo sicuramente. Alza infatti le braccia. Dice ai compagni di salire, di alzare il baricentro. Tutta lunga, si agganciano Salvo e Petrullo, ma si continua. Gallina va dietro da Cannizzaro che aggancia il pallone, guarda i compagni, avanza, fa qualche metro e poi credo andrà a lungo. E effettivamente fa così, va lunghissimo per Gio, si cerca sempre il numero 11, poi la Nia fa un bel lavoro con il fisico. Diallo la controlla. Mancino, profondo, troppo. E poi si scusa col compagno. Era un'idea corretta sicuramente quella di cercare la profondità, però forse un po' troppo, un po' eccessivo qui questo tocco. Petrullo, lancio come sempre ed è ancora fuori gioco. Caracappa è stato beccato 3 volte in posizione di fuorigioco. Attentissimo l'assistente che alza sempre la bandierina. Diallo si gira male, Ballariano gliela ruba, la palla rimane adesso
qualche errore di troppo a centrocampo. Petrullo vede l'inserimento di Girgenti, ma c'era soprattutto quello di Petrullo, perché Girgenti sembrava in evidente fuorigioco. Poi Salvo la controlla, taglia la strada Gallina. Nel frattempo Mister Marino chiama Dos Santos e dice di aiutare un po' più in fase difensiva. Tra i giocatori invece che sono un po' in ombra c'è sicuramente Lupo, Scalisi, serve Caracappa, tutto regolare chiaramente, rientra sul destro, traversone, poi il gol di Gio, ma è fuori gioco. Nel frattempo era rimasto giù invece Girgenti, tutto da rifare. Gol annullato, però in realtà Catania non si era nemmeno tuffato, quindi bisogna vedere se Gueye per Mele fa passare la palla con Lopresti, palla fuori. Mele è tra i migliori dei suoi oggi. E se il Bagheria deve però velocizzare un po', perché siamo al minuto 33 di gioco, quasi 34, il risultato è sempre di 1-0 per la Folgore. L'anticipo qui ottimo di Girgenti. Lancio di Petrullo per Gio, ennesimo aggancio perfetto, scontro ed è calcio di rigore. Ed è anche giallo per il portiere. Spieghiamo subito perché giallo e non rosso, perché c'era un difensore pronto ad intervenire, di conseguenza giusta la scelta da parte del direttore di gara di sanzionare tutto con un cartellino giallo e dunque non con l'estrema, la massima sanzione possibile, ovvero quella del cartellino rosso, quindi tutto corretto, c'era un difensore pronto ad intervenire, dunque giusto il giallo. Nel frattempo sarà quindi calcio di rigore, si presenta dal dischetto credo Girgenti, perché al momento ha il pallone sotto le braccia e credo voglia dire vado io a battere, però vedremo. E mette il pallone lì sul dischetto. Adesso Mister Tomasello ha la possibilità di far tornare i suoi in partita con questo calcio di rigore. Vediamo come Girgenti lo calcerà. Girgenti contro Catania. Lo sguardo intenso di Catania, ma anche quello di Girgenti. Va Girgenti, la piazza perfettamente ed è 1-1, la pareggiata, ma non vuole esultare con i compagni, vuole il pallone al centrocampo, la vuole vincere il Bagheria. Nel frattempo c'è qualche problema tra Mister Marino e un giocatore del Bagheria in panchina, ma non abbiamo capito chi. Con Mister Tomasello che va subito fuori da Pacere. Ed è 1-1 il risultato, dunque, dopo 36 di gioco, il pareggio di Kevin Girgenti, nettamente dagli 11 metri. Jeannet vuole il lancio lungo, dopo un pallone che rimbalza, Florio la tocca, Caracappa lo tiene in campo con un gran bell'aggancio e poi vola la velocità di Scalisi. Forse serviva però Flash da lì per prendere questo pallone molto complicato. Con Gueye che lo va a prendere in questo momento, servendolo al compagno che batte la rimessa laterale, dunque 1-1, dicevamo, avuto 36 di gioco. E poi va giù, Petrullo, non c'è nulla, si continua, rimessa laterale sempre bianca, con la Folgore che sta giocando un'ottima partita, dicevamo, fin dai primi minuti ha fatto vedere un ottimo inizio, è anche andata in vantaggio meritatamente, aveva anche trovato un altro gol in realtà, con un colpo di testa di sempre Filippo Salvo, tuttavia è stato annullato per posizione di fuorigioco. Bisognerebbe sempre, come diciamo ogni nostra dieta, riguardare, voi che siete a casa, riguardare effettivamente se fosse regolare o meno, da cui purtroppo non si è capito molto bene in presa diretta. Tuttavia l'attaccante ha segnato poco dopo con un altro gol sempre di testa, dopo una parata magistrale però di Cannizzaro su una punizione ben battuta da Dos Santos, pareggio che poi è arrivato qualche minuto dopo, o meglio, qualche minuto fa, in realtà, diversi minuti dopo invece il vantaggio ospite con il gol di Girgenti su calcio di rigore dopo l'uscita killer da parte del portiere Catania che
forse lì non avrebbe dovuto intervenire con quella veemenza, ma credo dovesse intervenire un po' più piano, sicuramente fare una finta di uscire e poi magari attendere il movimento dell'attaccante piuttosto che invece cercare un anticipo un po' difficile. Palla lunga che rimbalza dalle parti di Mele, blocca Cannizzaro. Florio per Costa. Pressione di Dos Santos. Gallina. Florio. Nel frattempo Mister Marino chiama Dos Santos alla marcatura. Gallina. Lancio lunghissimo. Direttamente da Catania. Che aveva intuito il calcio di rigore ma non è bastato. Ballariano in anticipo, Girgenti nasconde il pallone, poi serve con l'esterno il compagno, prova a rientrare Caracappa, chiuso da due avversari con Jeannet in anticipo che si concede anche un dribbling sbagliando perché regala il pallone, poi la palla rimane lì, Gio anticipato, poi calcia col mancino sporcato ed è calcio d'angolo, pericolosa qui la squadra di casa con questo tentativo provato. Sarà comunque calcio d'angolo, si avvicinano Girgenti e Gio e chissà che Gio non riceva il pallone e calci subito perché è un mancino molto molto interessante. Però si allontana. Non lo vedremo in questa circostanza. Va Girgenti a battere il corner. Salgono le torri, rimane Lopresti dietro, poi calcio d'angolo, testa di Costa, palla che si impenna. Forse c'è fallo in attacco. Fischiato adesso. Con Florio che è rimasto giù. Dos Santos prende il pallone, però gioco è fermo perché è rimasto giù Capitan Florio. La controlla, poi Mele viene messo in difficoltà, poi non affonda il tackler Lania, poi viene inseguito Gio, è fermato anche da Mele. Sbaglia invece il tocco il 5, sempre Gio, nasconde la palla, si appoggia il tacco Girgenti, ancora Gio, la controlla Gio contro il portiere Gio, qui si divora un'occasione clamorosa, avrebbe dovuto calciare con il mancino sul suo piede, ha preferito invece fare un dribbling in più e qui errore di Gio però. Ed è quindi corner con Girgenti pronto a battere. Minuto 41 di gioco, mancano 4 più recupero, qualcosa si recupererà sicuramente. Girgenti e poi lo stacco di testa di Petrullo che ha forse levato la palla dalla testa di Florio o di Costa, non abbiamo visto bene. Ed è dunque rimessa laterale per la Folgore con Monzone che fa cenno ai compagni di salire, si avvicina a Lupo, c'è vicino a lui invece Gueye ma preferisce andare da Diallo che di testa a lungo, meglio più con la zona dorsale, la tocca, sicuramente non pulitissimo da questo punto di vista nella sua esecuzione, ma comunque va bene così. Ballariano, Costa, alza a campanile questo pallone, l'anticipo netto, perfetto. E poi Costa lascia scorrere e sbaglia perché Dos Santos gliela ruba. Dos Santos, bella qui la sua giocata, andando a rubare il pallone. Diallo, poi di prima Lupo, brutto errore da parte del capitano, che fa una giocata senza senso, perché doveva secondo me tenere questa palla, avanzare o comunque darla ai piedi dei compagni, invece aveva due compagni dal centro, nessuno ci è andato e palla persa. Testa di Monzone, Diallo mette giù questa palla,
in mezzo a due a centrocampo, giganteggia, poi si appoggia saggiamente dal compagno, Mele di prima, Ballariano con nella coscia, poi Diallo lo salta, viene fermato da Petrullo, palla che rimbalza ma rimane in campo con Giglio che la controlla e poi la domestica con il suo sinistro, Ballariano, lancio lungo, forse fuori gioco, la controlla, tutto regolare, Petrullo e poi chiusura micidiale di Giannè in diagonale. Gallina per Ballariano, Florio, Caracappa, danza sul pallone in mezzo a due, traversone al centro, la controlla, Girgenti va giù, non c'è nulla. E poi Gallina controlla la palla, rimasto giù nel frattempo Girgenti. Florio. Si è rialzato il 10, un po' dolorante. Palla lunga per Gio, lascia scorrere il sombrero ancora di Gio. È molto dolorante Girgenti. Catania, lunghissimo, palla che rimbalza più volte. Poi Girgenti si avvicina alla panchina. Cannizaro. Controllo a seguire di Caracappa. Poi Costa, pressione di Dos Santos. Un po' in difficoltà un paio di volte Costa oggi. Ballariano in mezzo a tre maglie bianche, ne esce benissimo, ma poi sbaglia il passaggio perché Mele in anticipo sull'Opresti, qui molto bravo il 3. Salvo avanza, cerca la porta con il destro, fuori. Con mister Marino che un po' si arrabbia, credo che volesse un'azione insistita. Stiamo quasi per entrare invece nei minuti di recupero perché siamo al minuto 44 e 40 secondi, quindi tra 20 secondi conosceremo l'entità. Penso che qualche minutino si farà recuperare. Ballariano, Gallina, bello qui il rilancio a cercare l'aggancio, trovato, poi tocco morbidissimo sotto, provato da Scalisi, niente da fare. Diallo, vede Giannè, si avanza con tutto il pallone, adesso Dos Santos, regolare, la controlla sul mancino, Dos Santos punta, destro-sinistro, cerca un traversone, prova a sfondare tutto, non riesce, e poi riparte la Bagheria quando siamo già oltre il minuto 45, ma non ci siamo accorti se è stata data indicazione del recupero. Gallina. Girgenti si è ripreso, gran palla d'esterno, tutto regolare per Gio che tenta che pure la porta, mette sul secondo palo e se l'è divorato clamorosamente Scalisi, ma troppo sprecoso adesso il Bagheria. Gio poteva cercare la porta, l'avrebbe sicuramente trovata, ha preferito servire il compagno per fare un gol sicuro, ma il gol non è arrivato clamorosamente. Però che palla di Gio, ma soprattutto che palla di Girgenti, perché con l'esterno da una palla clamorosa. Nel frattempo Girgenti va a rincorrere un po' il compagno Gio per aver fatto un gran passaggio, ma che non è servito. Nel frattempo 1-1 con il duplice fischio da parte del signor Butera. Noi come sempre vi consigliamo e vi invitiamo a rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo in esclusiva della sfida. Dopo ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però
va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché io è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulo, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligate, insomma, può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligate e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare e naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, non è calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzi. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida valevole per l'11ª giornata di campionato, eccellenza Girone A, che vede scendere in campo appunto Bagheria e Folgore Calcio Castelvetrano 1-1. È una bellissima partita, credo che se il risultato fosse stato anche di 2-2 o 3-3, credo che nessuno avrebbe potuto dire nulla, perché veramente una bella partita con tante occasioni, forse un po' troppe sprecate. Questo poi lo chiederemo magari ai protagonisti in campo. Fatto sta che intanto ora sta per iniziare il secondo tempo, vediamo se ci sarà qualche cambio. Al momento sembra di no, né da un lato né dall'altro, però vedremo se più tardi ci sarà qualcheduno. Intanto inizia quindi la seconda frazione con Costa in possesso. Si avvicina a Ballariano, non viene servito Florio. Nel frattempo diamo il risultato di una partita che è anche molto interessante dal punto di vista della classifica, soprattutto quella più bassa, ovvero Accademia Trapani e Montelepre, con il mister Tarantino che al momento ha la meglio sull'Accademia Trapani, sul Montelepre per 2-0. Gol di Jarjou e De Gir su una bella palla di Ferotti in sventagliata. Intanto Ballarino cerca la porta. Dicevamo quindi Accademia Trapani nel momento vantaggio 2-0 in questa sfida tra mister Tarantino, appena arrivato all'Accademia Trapani. Insomma, una cura importante quella del tecnico palermitano, con l'acquisto di Ferotti subito determinante, con un bell'assist e poi le ottime chiusure, oltre poi i 2 gol dei compagni. Dicevamo Jarjou e De Gir, tra l'altro con una rovesciata, un gol che sicuramente rivedrete. Ma nel frattempo si gioca anche a Bagheria con Salvo che aggancia questa palla. Florio molto bravo, poi Lupo svirgola malamente. Una partita un po' deludente per il capitano della Folgore. Ci aspettavamo sicuramente un po' di più da lui, ma non sta giocando una buona gara. Forse secondo me anche la posizione è poco chiara, perché sta giocando praticamente da sottopunta, però fa un po' fatica in quella posizione. Costa, Caracappa, subito dopo l'aggancio trova la velocità di Girgenti che deve puntare Gueye, che è anche già ammonito, va sul fondo, non riesce a crossare perché Gueye fa una gran bella chiusura ed è quindi calcio d'angolo a battere Girgenti. Quando salgono tutti dentro l'area di rigore rimane giù soltanto Ballariano e Lopresti, uno quasi a rimorchio, diciamo, sulla tre quarti, e l'altro invece praticamente a centrocampo con Cannizzaro che comanda la porta. Va Girgenti, bel calcio d'angolo, allontana Catania come poi Ballariano col sinistro, non la prende male però, forse un po' troppo d'esterno. E dunque Catania va a prendere questo pallone. 1-1 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali sportivi, ma siamo sicuri che ci seguite fin dalle primissime battute di questo match che non è mai stato noioso, anzi tutt'altro, forse una delle partite più divertenti di questo campionato. 1-1, ma tantissime occasioni da gol. Florio di testa, la controlla come può Lupo, poi Ballariano la ribatte, Gueye di testa non è precisissimo, poi Monzon, Gueye ancora, mette giù Dos Santos come può. Adesso il rilancio di Jeannet da quella parte, vedendo Mele che fa un aggancio un po' ad inseguire piuttosto che a seguire, ma riesce comunque a seguire il compagno. Ecco l'avanzata poi di Macaluso alla sua prima vera azione offensiva, perché non si è praticamente mai mosso nel corso del primo tempo. Lo fa adesso. Scalisi alza il pallone, testa Macaluso, chiude bene. Sicuramente il più positivo della difesa della Folgore è sicuramente la Nia, con buoni contrasti, sta tenendo bene la retroguardia difensiva, insieme comunque a Gueye, anche se qualche azione forse di troppo l'hanno concessa. Costa, Florio, palla in verticale, lontana, colpo di testa di Salvo, allunga Jeannet, scusate, dalle parti di Dos Santos, che perde forse qualche tempo di gioco, poteva servire i compagni sulla profondità, non se l'è sentita.
Gueye sbaglia il passaggio perché lo presa in anticipo sul compagno. Ballariano, Scalisi deve avanzare sul Bagheria, minuto 49 di gioco. Girgenti riceve il pallone, poi con una scucchiaiata serve il compagno. Gueye in netto anticipo, concede però la rimessa. Rimessa con le mani. Ballariano lotta col fisico. Girgenti va al centro, si appoggia, viene chiamato il compagno con il Ballariano, adesso Costa, Scalisi e ancora Gueye, che è molto bravo nei contrasti in piedi. Quindi calcio d'angolo per il Bagheria, che continua ad attaccare, continua il suo assedio. Infatti anche terminata così la prima frazione di gioco. Cross di Girgenti per Costa, che viene murato all'ultimo, poi l'anticipo da parte di Diallo, la palla rimane comunque lì, messa dentro, poi rovesciata! E la palla non termina in porta, ma Caracappa lo stava facendo bellissimo. Raccontavamo il gol dell'Accademia Trapani con il gol di Egir proprio su rovesciata, e Scalisi stava per farne uno ancora più bello. Anzi, Caracappa, chiedo scusa, non Scalisi. E comunque corner ancora con Girgenti. Girgenti, non arriva nessuno alla deviazione, si chiede un tocco con il braccio ma non c'è nulla. Palla che rimbalza, Ballariano e Lopresti lasciano saggiamente. Canizzaro avanza e poi ci fa vedere un gran bel rilancio. La Nia di petto con personalità. Mele deve avanzare l'esterno di fascia mancina, vuole la velocità sull'Opresti, lo salta nettamente, la palla però è uscita fuori. Costa, palla lunga ancora per Gio, la Nia di testa, poi serve anche Gueye, adesso Diallo e quindi Macaluso. Nel frattempo Mister Marino comanda praticamente come se fosse un joystick Jeannet, indicandogli quando uscire e quando no. Gueye allunga questo campo facendolo prendere a salvo. Sulla seconda poi arriva prima Dos Santos, ma poi arriva Scalisi, ma Dos Santos riesce comunque a riconquistarlo per l'aiuto di Jeannet. Palla in profondità, va giù, salvo, non c'è nulla. Poi Cannizzaro si lamenta tanto Mister Marino, voleva il calcio di punizione. Florio Ballariano tocca al centro, la controlla e poi scarica Caracappa. Ballariano, c'è Costa tutto solo, ma si preferisce andare da Capitan Florio, forse si va adesso da Costa, infatti è la scelta. Al centro Ballariano supera Dos Santos, lascia lì il pallone Girgenti, se ci regala un dribbling fa proprio questo, in mezzo a due Girgenti scambia 1-2 con Giglio, poi calcia invece Petrullo, che non ha fatto chiudere il triangolo, ma ha fatto bene a calciare perché va allo specchio. Lupo torna dietro, chiama il pallone di Alloma, ma Caluso preferisce tornare dietro. Gueye, Diallo, bella palla per Jeannet che fa vedere un aggancio clamoroso con il tacco. Jeannet deve puntare, va sul mancino, calcia, palla fuori, ma ha fatto vedere una gran bella giocata qui. C'ha proprio con il sinistro Konaté. Jeannet 2007, molto giovane anche lui.
sul lancio di un altro giovane come Diallo 2006. Lupo. Jeannet. Cambia tutto verso Mele, che ha un po' di problemi nell'aggancio, riesce comunque ad avere sullo Presti. Poi Ballariano, Mele ancora. Vantaggio. Petrullo alza la testa, vede dall'altro lato Girgenti che quasi con uno scorpione a ricordare René Ghita. Ha provato questo aggancio molto molto complesso. Lupo mette giù, va giù, mette giù e va giù. Speriamo di non averlo detto apposta. Nel frattempo calcio di punizione, fallo quindi sul Lupo che si va a conquistare questo calcio piazzato con Girgenti che viene invitato dal direttore di gara ad arretrare un po' la sua posizione. Quando siamo al minuto 55 di gioco e sul pallone c'è Capitan Lupo. Rilancio per Dos Santos, testa di Florio, poi viene chiuso ancora da Petrullo che lotta sempre come un leone a centrocampo. Costa. Gallina si deve prendere il campo a sua disposizione, c'è tanto spazio ma si ferma. Ballariano anche lui tra le linee con il mancino, gran palla perfetta in mezzo e poi va giù e non c'è nulla, è rimessa dal fondo, è dato giù. Scalisi si chiedeva un calcio di rigore, ma che palla comunque di Ballariano qui, perfetta per Gio. Sarà quindi rimessa dal fondo, anche qui le immagini le avete, potete tornare indietro, giudicate voi se fossero o meno gli estremi per un calcio di rigore, da qui non si è capito molto. Gio recupera la palla, Iosi va sul suo mancino, lo fa adesso, Iosi esplode con il mancino da fuori, lo fa ma non calcia benissimo. E intanto giallo per, credo, Jeannet. Credo per proteste. Che si arrabbia un po' effettivamente Mister Marino. Lania. Lancio lunghissimo, testa cerca Mele, ma è direttamente dalle parti nerazzurre con Florio d'esterno, pulito dalle parti di Costa. Si allarga tanto Scalisi, ma lui cerca e trova al centro invece Girgenti che sta cercando di legare centrocampo e attacco. Girgenti si appoggia, Petrullo di prima, Ballariano invita Gallina. Nel frattempo c'è un altro pallone in campo. Poi Ballariano cerca un rilancio molto complicato, ma è un'idea comunque corretta perché lì poteva creare un'occasione pericolosa, ma Scalisi forse l'ha capito un istante dopo. Fosse partito qualche secondo prima, forse. Tanto Jeannet è da solo qui. Nel frattempo Canizzaro si fa sentire da leader il portiere, dice dobbiamo dare di più. Questo è il suo virgolettato. Anche un'altra parola che però chiaramente non ripetiamo. Costa, Florio. Gallina. Si fa vedere Gio, l'aggancio è buono nonostante il passaggio di Gallina fosse effettivamente molto molto forte, forse un po' troppo. Florio alza la testa, vede i compagni, lo Presti viene anticipato da Mele, poi Lupo mette giù questa palla, si gira in mezzo a due, fallo di Lopresti, non è d'accordo il 2. Al calcio di punizione, minuto 59. Siamo quasi ai 2/3 di gara, nel frattempo credo che sia giallo per Mister Marino. È giallo per Mister Marino. E credo abbia chiesto un cartellino giallo per l'avversario. Mister Marino si lamenta un po' dei cartellini gialli, secondo lui un po' a senso unico. Questa è la sua tesi.
Scalisi si ferma, voleva un compagno vicino ma deve tornare dietro da Costa. Scalisi, e il cronometro non è un amico del Bagheria però. Florio, alza la testa, bella qui la palla in verticale, buca la Nia e Gio non ci arriva perché l'intervento è provvidenziale da parte del difensore. Sta giocando una gran partita il 2006 Leonardo Lania, quindi calcio d'angolo, va Gio a battere con il suo mancino, adesso cerca la porta addirittura perché uno come lui può fare tutto. Gio va sul primo palo, c'è una deviazione da parte di Petrullo, credo. No, non è Petrullo adesso. Di Gallina, sì, di Gallena. Allontana Catania, di testa Lupo, scelta non perfetta, con Ballerano che si accontenta della rimessa con le mani e solo va a battere. E va accanto Lo Presti, invece mette un po' in difficoltà Gallina. Florio con l'esterno verso Costa che aggancia con il destro e poi scambia con Girgenti che viene verso il centro del campo. Tocco dalle parti di Ballariano che guarda i compagni e poi torna dal capitano Florio. Girgenti, vediamo se punta. Le finte, il tunnel di Girgenti, ma Gianné chiude molto bene, poi il tacco di Zontos è molto elegante. Adesso c'è Monzon, poi Gianné taglia al centro del campo, bella qui la sua incursione, poi il taglio su De Santos, c'è dall'altro lato Salvo, era giusta l'idea, ma qui Salvo non ha tagliato, brutto errore da parte dell'attaccante, nonostante De Santos l'avesse servito in maniera corretta, poi Gueye lotta col fisico e alla meglio anche nello scontro con Caracappa, tuttavia è rimessa laterale per il Bagheria che continua a attaccare in minuto 61. È una Folgore che sembra non avercene più, un po' manca la benzina, ha fatto un gran bel primo tempo giocando meglio sicuramente i primi 20-25 minuti, adesso però la stanchezza incombe nella rosa di Mister Marino, vediamo se qualche cambio potrà dare nuova linfa. Al momento non si riscalda nessuno per la Folgore, qualcuno sì per il Bagheria, ben 4 calciatori, poi vedremo se ci sarà qualche ingresso sul terreno di gioco. Ballariano, Canizzaro, rilancio lunghissimo, controlla la Folgore, indietro con il colpo di testa di Macaluso, Asino di Mele. Flore di testa, palla a campanile, la spizza Scalisi, poi Girgenti mette giù anche con la pressione di Diallo che è feroce. Ancora Girgenti, salta Dos Santos, tocco corto a liberare Petrullo, imbucata molto bella, ancora lotta Giglio, destro-sinistro, sceglie il mancino, il suo piede, poi allarga Caracappa, traversone immediato e Gueye libera con un colpo di testa, poi Lupo da allontanare ancora e poi si abbraccia Florio con Salvo ed è fallo, qualche dubbio però qui. Costa per Florio, forse tocco con il braccio l'attaccante. Caracappa, finta con il destro, anzi Scalisi, finta di calciare col destro, poi trova la deviazione di Monzon e l'ultimo tocco è di Scalisi. Diallo sbaglia il retropassaggio, poi va giù per disperarsi. Un errore non da Diallo che sta giocando una buona gara. Costa, poi Gianné molto deciso, prende la palla. Diallo, lancio lungo verso Salvo, ma chiusura di testa di Florio. E poi Monzon batte la rimessa con le mani. Riparte il Bagheria con la velocità di Raffaele Gio che vuole fare tutto solo, salta il primo, salta il secondo e sul mancino libera su Girgenti, devono dialogare di più i due giocatori.
sono sicuramente più tecnici. Petrullo lascia lì Girgenti, finta di calciare, poi imbuca Petrullo, ancora Girgenti, imbucata perfetta per Scalisi che libera Petrullo, sbaglia sotto porta ma è fuori gioco. Ma il Bagheria non calcia e credo che con quei giocatori che ha lì dovrebbe farlo. Nel frattempo è pronto un cambio. Adesso vediamo di chi si tratta. Tacco di Dos Santos, Jeanne, bella qui la sua giocata fisica con una finta di corpo. Lupo, Jeanne in mezzo a due, triplicato addirittura, rimane giù un giocatore che è Ballariano, ma si continua con lo scatto di Girgenti, c'è il taglio del compagno, ma viene fermato da Monzon e poi Dos Santos, sfida tra numeri 10, il tunnel da parte del 10 in maglia bianca e poi Lupo invita Mele. Nel frattempo sta per entrare Gabriele Picone con la numero 15, vediamo al posto di chi. Diallo, Jeanne, bella qui la sua giocata, Jeanne cerca il sinistro, colpisce molto male. E poi dentro Picone al posto di forse al posto di Costa. Eh sì, esce Costa, che solitamente nel secondo tempo gioca in difesa come centrale, passando da terzino a centrale, se invece direttamente fuori dal campo entra Picone che si va a mettere in posizione più avanzata a centrocampo, mentre invece vediamo Scalisi fare il terzino, dunque non Ballariano che invece l'ha fatto nel match contro lo Sciacca, non brillando. Scalisi, Petrullo, Girgenti, aggancio, Monzon va aggressivo a rubare il pallone, non lo trova, poi Scalisi ancora, alza a campanile, testa di Gueye sulla seconda palla, la meglio la Folgore con Diallo. Scalisi con la punta, Petrullo allarga su Ballariano, finta, va sul destro, poi si ferma, Ballariano ancora, danza e serve Lopresti, tocco dietro dalle parti di Gallina, ancora Ballariano che si è un po' abbassato i calzettoni, forse anche un pizzico di stanchezza, Petrullo l'allunga come può, Dos Santos, Diallo fa correre i compagni, c'è Lupo ma c'è anche Mele, sovrapposizione che arriva adesso, è veloce Mele sulla fascia, prende il tempo Lopresti, mette dentro, allontana Florio, poi ancora il pallone arpionato da Gallina sulla pressione di Lupo, due si sbracciano un po'. Scalisi può avanzare e deve avanzare l'8. Questa insolita posizione di terzino, 1-2 col compagno, Gueye fa una gran bella chiusura qui il numero 4 che si è fatto ammonire nei primi minuti della prima frazione, poi è stato però molto attento. Lopresti aggancia, il pallone rimane comunque lì, la lascia al compagno, traversone per Petrullo e poi in due tempi blocca Catania, bella azione questa. Nel tempo mister Tomasello chiama Girgenti, dice di recuperare la posizione immediatamente. Il Petrullo quasi fa il centravanti adesso. Poi ruleta di Gallina, personalità, può avanzare Gallina, Petrullo, guarda la porta, il taglio di Girgenti non viene servito in maniera corretta, poi Picone, gamba alta, fallo giusto. Dos Santos e Jeanne, tocco ancora Dos Santos, messo un po' in controtempo, poi Ballereno gliela ruba, Petrullo avanza ancora, ci prova da dietro Diallo, non riesce, poi Gio e carica il mancino e non sbaglia mai quando calcia da fuori, l'esultanza con i compagni, l'esultanza in panchina e 2-1 Bagheria, la remontata.
È un gran gol di Gio, ma non è una novità perché è un giocatore che ha un sinistro veramente molto molto pulito e lo ha fatto vedere anche in questa occasione. Lo ha dimostrato ancora una volta Gio, facendo il gol del 2-1. E si ritorna dunque in partita dopo questo piccolo momento di pausa. Lamia finta un rilancio, poi si appoggia corto al compagno, l'anticipo di Baller. Adesso è finita la benzina alla Folgore, che ha fatto, ricordiamo, un grandissimo primo inizio di tempo, poi conclusione. Qui poteva forse anche chiuderla, ma ha sprecato tutto Piccone. Ha avuto sui piedi la palla del 3-1, se l'è divorata. Dicevamo, la Folgore ha fatto un grandissimo inizio di partita, andando in vantaggio prima con il colpista di Salvo, prima c'è stato anche un gol annullato, poi però si è un po' spenta la stanchezza e la benzina è terminata, con il Bagheria che invece ne ha avuto di più e ne sta avendo di più al momento. Palla a centrocampo senza nessun padrone, Lupo la tocca, Scalisi lotta con Dos Santos. Rischia anche un cartellino mandando quel paese l'arbitro, però tutto ok. Nel frattempo ci potrebbe essere un cambio per la Folgore con Gioia che ha praticamente terminato il suo riscaldamento. Sarà lui il primo cambio di Mister Marino. Cannizzaro non ha fretta il Bagheria, che adesso può anche giocare un po' con il cronometro. Florio Petrullo, Cannizzaro, Dos Santos, aggancio non è perfetto e dunque Girgenti lascia la rimessa al compagno con Scalisi. Nel frattempo c'è un problema per Cannizzaro, però non capiamo cosa. Piccone salta con l'avversario, con dialoga la meglio, poi di solito si testa Gianne Lupo, l'aggancia e poi rilancio da quella parte verso Mele che come sempre è una spina nel fianco per Lopresti, lo salta ancora di netto sulla velocità, traversone sul secondo palo, sbuca Scalisi, sbuca anche Dos Santos che lo prende adesso questo pallone e poi Scalisi chiude. È sicuramente una gara super positiva per Mele, sta attaccando tanto su quella fascia. Infatti si lamenta un po' Mister Marino. È ancora a terra, Cannizzaro sta facendo le scarpe. Battuta corta, la tiene Lupo che difende col fisico, il raddoppio con Girgenti che fa un gran lavoro anche in fase difensiva e si prende gli applausi giusti da parte del tecnico. Florio, rilancio lungo, controlla per un istante, e poi rimessa con le mani, testa da parte di Mele, ancora una volta a lottare con il suo diretto avversario.
Va incontro Salvo, che si è un po' spento in realtà nel questo inizio di secondo tempo. Girgenti, palla che si alza, Scalisi allontana come può, poi Gueye e Diallo in anticipo, netto, Gueye ancora. Dos Santos lo guarda da lontano Petrullo che però non ne affonda il tackle, Diallo ancora. Macaluso. Diallo con il tacco addirittura molto elegante, Lania. Gueye va su quel lato con Monson e poi Diallo ancora che con il mancino apre nuovamente il campo, molto molto bene qui. Nel frattempo si riscaldano diversi uomini, soprattutto nel Bagheria, perché nella Folgore soltanto Gioia si sta riscaldando. Dos Santos, Mele, finta di crossare, punta lo Presti in un attimo, poi lo fa di nuovo, lo salta praticamente ogni volta che lo punta e Cannizzaro direttamente blocca e va giù. Cannizzaro, petto di Lania, poi un piccolo dribbling se lo può concedere il centrale. Diallo, poi Gueye, controllo pulito da parte di Capitano Lupo, adesso si è spostato un po' di più sulla fascia destra, con Dos Santos invece maggiormente al centro. Dos Santos non riesce a passare, bella chiusura di Scalisi, guadagna anche calcio di punizione. E ci sono crampi per Lotto, sotto una gran partita anche lui. Va Florio, corto. Tocco corto. Per l'anticipo netto. Va Florio, anche lui in anticipo su Salvo, che forse è un principio di crampi. Giglio tiene questa palla, punta all'uomo, Giglio finta di andare sul destro e poi fa sempre sul sinistro, imbucata. Ultimo tocco, poi di Lania, ma la palla termina, è comunque ancora in campo, termina sempre sul campo, volevo dire. Adesso la velocità di Mele che come sempre parte, una freccia sulla fascia sinistra, lo Presti forse lo ferma per la prima volta, ma ci sono crampi. E qui sportivamente ferma il gioco, bel gesto da parte di Lo Presti che ha fermato il gioco gettando il pallone fuori dopo i problemi del suo avversario. Mele che ha fatto una partita gigantesca su quella fascia, saltando praticamente quasi sempre l'uomo, mettendo anche dei cross, forse un po' la precisione è stata quella che non ha accompagnato il numero 3, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della corsa e del dribbling sicuramente Mister Marino sarà contento da parte del suo giocatore che rimane giù. Crampi. È pronto un cambio, dovrebbe entrare Gioia. Forse per me. Vediamo. Minuto 79 di gioco, inizia a essere anche tanto freddo questo pomeriggio bagherese.
Vediamo chi esce. Perché entra Gioia. Si avvicina a Dos Santos, ma forse non è lui l'indiziato alla panchina, infatti è per bere. Credo Escamele a questo punto. Allora entra Gioia per Mele, quindi il cambio in realtà non era per lui, ma le condizioni dell'esterno hanno fatto sì che Mister Marino cambiasse la sua decisione. Non abbiamo capito chi fosse l'indiziato iniziale a lasciare il campo. Chissà che magari non ci sia un altro cambio dopo. Vedremo, forse era Giannè che è un po' claudicante. Palla restituita al Bagheria. Gioco fermo da circa 2 minuti. E dunque ci immaginiamo un recupero cospicuo. Florio. Rilancio lungo. Servire Giglie, testa di Gueye, poi Girgenti sulla seconda palla, se la porta avanti, poi Gueye ancora monumentale, oggi una gran partita. Diallo subito da Lupo che deve velocizzare adesso, perde forse qualche tempo di gioco, adesso serve invece Gioia e poi Florio forse con intervento un po' scomposto in anticipo su Salvo. Due si chiariscono, palla in verticale a cercare Gio che è veloce, ma è più veloce Lania che lascia scorrere il pallone fuori e di conseguenza rimessa dal fondo, battuta rapidamente da Catania. Adesso Gueye, Monzon. Nel frattempo è pronto un cambio anche per il Bagheria. Palla su Dos Santos che fa vedere tutta la sua qualità, si ferma, sterzata mancina. Appoggia da Monzon. Esce sulla pressione Picone, poi tacco di Giannè e Girgenti mette tutti d'accordo in mezzo a due, fermato dall'ottima Muraglia, poi Giannè cerca la porta, aveva calciato in porta ma poca potenza, ha fatto bene provarlo da lì. Va lunghissimo, mette giù il pallone, scarico della palla, Monzon, tocco di prima tentato ma non è fatto correttamente. Canizzaro. Nel frattempo Mister Marino fa cambiare la posizione a Dos Santos e credo a Diallo. Lo presti per Gio, che però è in fuorigioco. Tanto fuori Girgenti, cambio nel Bagheria, vediamo chi entra. Tempo sentite anche a panchino, dicevo, dentro Alessandro Costa, intanto con 19, dire a Dos Santos left, di conseguenza a sinistra, perché effettivamente cambia la sua posizione da destra a sinistra, da right a left in questo caso, chiaramente per gli amici inglesi. Nel frattempo calcio di punizione con Catania, sul punto di battuta esce dal campo non Girgenti ma Caracappa, al posto proprio di Costa, con Girgenti che invece va a fare praticamente la punta adesso. Lo ha fatto in realtà già in alcuni minuti, però scambiandosi sempre la posizione. Buona gara comunque per Caracappa, è stato trovato tante volte per una posizione di fuorigioco sull'out di sinistra, soprattutto nel primo tempo. Nel frattempo rimane ancora giù Mele, che sembra molto dolorante. Noi ci auguriamo che sia semplicemente questione di crampi e nulla di più, perché sarebbe veramente una perdita gigantesca per Mister Marino questa. Gueye. Nuovamente Gueye. Deve avanzare il difensore maglia 4, c'è vicino a lui Gioia che si prende l'onere del pallone. Giannè, Ruletta, poi Diallo che salta anche il compagno. Poi Ballariano mette una pezza un po' in ombra negli ultimi minuti, ma adesso si va a vedere. Picone, c'è la sovrapposizione di Girgenti e come sempre parte sulla fascia sinistra di ritorno. L'aggancio di Costa, fermato ancora da un super Elania.
Piccone, imbucata centrale per Gio che nasconde il pallone e prende il palo. Ma che cosa stava combinando Gio qui? Anche con il destro è pericolosissimo Gio. Ha nascosto il pallone, ha fregato tutti perché probabilmente si aspettavano che rientrasse nuovamente sul mancino. Lui ha scelto il destro, ha scelto non il secondo palo, ha scelto il primo. Però ha trovato il palo interno. Insomma, tanta sfortuna per lui. Girgenti. E per Gio un gol e un rigore conquistato, un palo, insomma, una partita importantissima. Nel frattempo si accendono le luci qui al campo di Bagheria. Girgenti scucchiaiata e Gioia allontana, forse avrei voluto fare qualcosina di più, però era fuori gioco. Diciamo, si accendono le luci e insomma, per gli ultimi praticamente 4 minuti e mezzo più recupero, per un po' di tempo apprezzeremo, perché l'immagine è ancora più bella adesso. Diallo, Gueye, tocco su Gioia, palla in verticale, la controlla, poi rimpallo ed è fallo da parte di Monzon. E quindi calcio di punizione con Florio che si prende la paternità del pallone, andrà sicuramente lungo. Florio, pressione di Jeannet. Nel frattempo Jeannet sta facendo praticamente l'esterno alto. Lancio lungo di Cannizzaro, testa di Monzon con Scalisi, poi la trova di testa invece Costa, Piccone, Scalisi, ma dietro Florio che chiama Cannizzaro, vuole la pressione altissima mister Marino. Palla alta Costa, salta Gueye, poi la controlla come può Piccone. Rilancio lungo di Scalisi per Girgenti, tutto regolare, la controlla, non si alza la bandierina, vuole puntare Gueye e lo ferma in maniera regolare. Poi Gioia cambia campo bene qui dalle parti del compagno che sale, Lupo si ferma sterzata ed ennesimo lancio, questa volta è buono per il compagno. Cannizzaro da libero praticamente stoppa con il petto, allontana come può. Gioia si appoggia a Gueye, precedentemente un po' rischiato aprendo il braccio, ma tutto regolare comunque. Poi va giù Gio, di rimessa bianca della Folgore che batte rapidamente con Lania. Serve Gueye che adesso si deve prendere tutto il campo a sua disposizione perché lo spazio c'è. Monzon di prima sbaglia tutto però. Scalisi di prima, Girgenti gran palla per Piccone con Gueye che fa una bella giocata fine, poi sbaglia ma la riconquista subito dopo. Diallo quasi un po' si addormenta sulla pressione di Gio e Lania fa un altro bel dribbling. Rilancio, minuto 89, Florio la ribatte, quasi un ping pong adesso. Costa scambia con Ballariano, poi Girgenti, il tocco corto ancora Costa, vede l'inserimento del compagno ma con il petto chiude molto bene la difesa con Gueye, poi c'è fallo di Girgenti su Monzon. Con Diallo che va subito alla capitana Lupo. Ennesimo lancio, Dos Santos la controlla ma poi in difficoltà con Lopresti. Gio si continua a regolare il vantaggio. Ballariano col mancino, ha provato una palla complicata d'esterno ma anche bella perché stava per passare, poi getta la palla fuori quando siamo al minuto 89 e 20 secondi, manca un minuto, poi conosceremo anche il tiro di recupero, però ci sono stati tanti minuti persi, di conseguenza credo che
proviamo a ipotizzare il nostro classico gioco. Almeno 5 minuti credo siano sacrosanti, vedremo se indovineremo. L'ultima volta non siamo stati molto bravi ad indovinare, vediamo se invece lo saremo in questa circostanza, perché siamo praticamente a ridosso del 90° minuto. E forse sono seguiti 4 minuti. Ah no, 3 minuti di recupero, ci aspettavamo decisamente di più. Avevamo ipotizzato 5. Dunque, altri 3 minuti. 180 secondi, poi conosceremo il risultato di questa partita. Diallo, una Folgore che ha fatto un buon primo tempo, ma poi nel secondo tempo è scomparsa. Invece un Bagheria che ha iniziato male la partita nei primi 20-25 minuti, poi è uscita tutta insieme la squadra di Mister Tomasello, che al momento sta vincendo con il risultato 2-1 meritatamente. Avrebbe meritato anche il terzo gol, prima con Picone, poi con Giglio, ma la fortuna non ha assistito Mister Tomasello. Poteva anche arrivare il raddoppio in realtà a fine primo tempo, con Scalisi che ha sbagliato un gol clamoroso, ma si è fatto poi perdonare con una gran bella partita. Gallina allontana come può, spazza più lontano possibile con la palla che va direttamente dietro i tabelloni pubblicitari. Nel frattempo il pallone va troppo oltre e quindi bisogna cambiarlo. Rimessa con le mani. Gueye. Bella qui la giocata di Diallo che vede il taglio del compagno, ma ancora una volta grande chiusura di Gallina. Poi Giglio che sguscia benissimo fuori con il pallone. Lo Presti. È stato tutta la partita messo in difficoltà da Mele, adesso invece con l'uscita del 3 ha gestito meglio quella fascia. Lania va dietro, rilancio Diallo. Lupo, ecco Diallo, bella qui la palla del capitano. Diallo alza la testa, colpo ad allungare di Gioia direttamente, poi c'è un uomo giù. Si tratta di Gallina, scontro con Nejané. Poi Gueye contro Girgenti. Sono tante proteste. Lupo mette giù la palla, mancano 30 secondi, probabilmente l'ultima cosa della partita. Lupo va dietro da Gueye, si cerca sicuramente il rilancio lungo, finta. Buona gara comunque di Gueye, tra i migliori dei suoi. Dos Santos cerca la spizzata, non gli riesce, la trova adesso, sbaglia lo stop e si riparte forse con l'ultima azione se c'è spazio. Giglio, c'è il taglio di Costa, non lo serve, Giglio la tiene lui, la vuole tenere lontana, forse anche vicino alla bandierina. Ballariano, e poi con questo stop finisce anche la partita. Vince il Bagheria, vince con il saldo di 2-1 contro la Folgore Calcio Castelvetrano. Un primo tempo ottimo, o meglio un inizio di primo tempo ottimo da parte degli ospiti, che vanno meritatamente in vantaggio. Hanno avuto anche in realtà un altro gol, hanno dato per fuori gioco, poi però è finita anche un po' la benzina e qui Mister Marino deve lavorare tanto, infatti anche su questo, perché l'intensità è stata molto alta nei primi minuti, forse un po' troppo, e poi al giro finale è stato il Bagheria ad avere la meglio con questa importantissima vittoria che continua a lanciare la squadra di casa. Dopo la gran vittoria con il Camarat arriva anche questo successo, tornando a sorridere nello stadio comunale. Nel frattempo noi vi ringraziamo per averci dato compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisti il tutto, vi ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima.